Maria doni nuovo slancio alla vita ecclesiale e cittadina di Chiavari, così il Vescovo al termine della processione per Nostra Signora dell'Orto, poi l'invito ad aprire il cuore alla carità e al sostegno fraterno. Il Signore si affida sempre a chi conta di meno è la riflessione di Don Stefano Curotto al termine della processione per Nostra Signora di Montallegro. Maria ha aggiunto affida un compito ai rapallesi, annunciare Dio. La Fondazione Antiusura di Genova soddisfatta della linea del governo contro il gioco d'azzardo. L'anno scorso in Italia sono stati giocati 102 miliardi di euro. Consentire a qualcuno di riprendere a vivere grazie ad una rete di amici è il senso dei corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio per l'accoglienza dei migranti. Se ne è parlato a Sesti Levante. Al via a Chiavari gli eventi estivi promossi dal CIV, musica e divertimento animeranno le vie del centro storico. Torna anche la grande abbuffata dedicata quest'anno allo street food. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13, le feste mariane in apertura. A Chiavari ieri sera si è svolta la processione con la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto. Al rientro in cattedrale il Vescovo ha invitato la città a rinnovare lo slancio della fede e ad aprire il cuore alla carità e al sostegno delle persone maggiormente in difficoltà. La sintesi nel servizio. Maria che percorre le strade di Chiavari tocca, per citare un verbo utilizzato dal Vescovo, le vie, le case, i luoghi della vita quotidiana di ciascuna persona. Una folla ha accompagnato l'arca processionale di Nostra Signora dell'Orto e in tanti hanno atteso il suo passaggio. Su molti balconi luci e drappi per salutare la Vergine. È il senso del camminare di Maria tra la gente, richiamato da Monsignor Tanasini al rientro in cattedrale. Il desiderio, ha spiegato, è che questa presenza doni nuovo slancio alla vita ecclesiale cittadina, quello slancio che nasce da un cuore rinnovato. Abbiamo necessità dunque di ravvivare la nostra fede, di alimentarla. Abbiamo bisogno di vivere la carità che il Signore Gesù ci ha insegnato. Questi sono gli impegni che abbiamo preso in queste feste, affidando a Maria il nostro impegno. La festa mariana dunque non è conclusa, anzi, ha proseguito il Vescovo, il rapporto con Maria ha un nuovo inizio. È questo che dà senso e valore a tutti i gesti esteriori compiuti nelle celebrazioni di questi giorni. Sia un tempo il nostro di fiducia e di speranza, sia un tempo in cui davvero i cuori si aprono e vivono l'esperienza della carità. Attenti ai nostri anziani, ai nostri giovani, a coloro che sono più in difficoltà, a coloro che hanno bisogno, e tutti lo abbiamo gli uni degli altri. La processione è stata guidata dal vescovo di Savona Noli, Monsignor Gero Marino, che poco prima, al Pontificale, si era soffermato sul camminare di Maria tra le persone e sulla sua presenza nella vita di tutti i giorni. Immaginare una fede legata alla vita quotidiana e non chiusa semplicemente nello spazio della liturgia o nel tempio, ma una fede che cammina e abita la terra di tutti. Oggi pomeriggio si terrà il pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale a Chiavari, l'inizio della celebrazione presieduta dal Vescovo alle ore 17 e sarà anche in diretta sul canale 15 di Telepace. Al termine si terrà l'unzione degli infermi. Ieri sera la processione anche a Rapallo, quest'anno con le modifiche al percorso dovute ai lavori sul lungomare. Tante le persone che hanno accompagnato l'arca argentea della Madonna Nostra Signora di Montallegro. La processione è stata guidata dall'arciprete Don Stefano Curotto. Le interviste di Don Luca Sardella. Quale tema di riflessione hai voluto proporre alla comunità al rientro della processione? Quello che mi ha fatto riflettere è che questo evento di Maria che appare mi sembra che lasci un compito alla città di Rapallo, annunciare Dio, cioè annunciare un trascendente, un rapporto con il Signore, oggi in questo tempo dove di Dio se ne parla poco, dove si crede poco. Ecco. È un compito che ha allo stile del Vangelo, cioè l'apparizione a Giovanni Chichizzola è in linea nello stile delle apparizioni. Dio affida il messaggio a chi conta di meno dal punto di vista sociale, da chi anche ha meno forse risorse per poter essere, tra virgolette, avere un'autorevolezza, una credibilità sua. Quindi ci viene chiesto davvero un gesto di fede, no? Nell'ascoltare
l'annuncio di Giovanni che Maria, come dire, ha lasciato un quadretto. È stato chiesto un evento di fede e questo a mio avviso ancora oggi viene rinnovato. Credere che Dio parla, Dio si affida all'uomo e in particolare a chi conta di meno. Che cosa significa per un sacerdote nativo di Rapallo partecipare al momento della processione? Ha un significato profondissimo, perché il sacerdozio si gusta in proporzione di una memoria viva delle proprie radici. Non è questo di essere Rapallo, Chiavari o Santa Margherita, sono le radici, c'è un cromosoma, un DNA che ti viene trasmesso e la passione che hai alle radici ti rende capace di lasciare che il Signore faccia di te quello che Lui ha stabilito. Domenica 8 luglio al santuario di Montallegro si rinnoverà il consueto rito dello scioglimento del voto, l'inizio alle 10:30. La messa sarà presieduta dal Vescovo, al termine la processione con il quadretto della Vergine e la benedizione della città di Rapallo. Siamo ora ai temi dell'attualità. Lo stop alla pubblicità sul gioco d'azzardo, contenuto nel nuovo decreto dignità presentato ieri dal Governo, ha suscitato reazioni positive da parte delle associazioni che da anni combattono contro la ludopatia. Intenzioni, certo, che dovranno poi essere ratificate dal Parlamento. Intanto, dicono dalla Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova, si tratta di un passo importante perché pone un primo freno a chi lucra con il gioco d'azzardo. Lo scorso anno in Italia si è raggiunto il massimo del giocato, 102 miliardi di euro. Abbiamo intervistato il vicepresidente della Fondazione Antiusura. Qual è il vostro commento sulle disposizioni contro il gioco d'azzardo contenute nel nuovo decreto dignità? La volontà del governo di vietare la pubblicità al gioco d'azzardo, fatto salvo, va bene, lotterie tipo nazionali, eccetera, eccetera, è un'intenzione molto positiva. È una delle richieste fondamentali che anche noi abbiamo fatto alla nostra regione, cioè l'equiparazione del gioco d'azzardo al fumo nella limitazione della pubblicità ci vede senz'altro positivo. Come andrà ad aiutare le persone che possono cadere nel gioco patologico? Noi l'anno scorso abbiamo verificato il massimo dei massimi del giocato in Italia. Siamo a 102 miliardi. Se noi freniamo questo andazzo, soprattutto andando a limitare la pubblicità, riteniamo che, come è avvenuto per il fumo, altrettanto sarà per il gioco. Certamente che la pubblicità ha il peso che ha, tanto è vero che, guarda caso, chi si è preoccupato di questa intenzione del governo, chi è proprietario per esempio delle TV private, la stessa editoria non farà salti di gioia. E poi non dimentichiamo che la forza delle società, alcune sono addirittura quotate in borsa, per andare a incidere sui singoli parlamentari. Questi si muoveranno con tutte le loro possibilità, perché considerano la possibilità di fare pubblicità un veicolo importante per continuare a mantenere questi fatturati. Rimaniamo sull'attualità, parliamo di migranti. Una delle strade più sicure e più umane di accoglienza e integrazione è quella dei corridoi umanitari, l'iniziativa promossa dalla comunità di Sant'Egidio e che in questi anni ha portato in Europa quasi 2000 persone. Il tema è stato affrontato a Sestri Levante in uno degli incontri serali nella Basilica di Santa Maria di Nazareth. Sentiamo. Consentire ad una persona di riprendere a camminare con qualcuno che lo ha accolto e gli è amico. È questo il senso dei corridoi umanitari che ancora negli ultimi giorni hanno portato in Italia gente in fuga dalla guerra con un regolare volo di linea e non su un barcone attraverso i cosiddetti viaggi della morte. Il modello è promosso dalla comunità di Sant'Egidio ed è stato presentato a Sestri Levante in un incontro che si è svolto nella Basilica di Santa Maria di Nazareth. Le persone che arrivano, che vengono accolte, sentono veramente di essere in un clima familiare e questo li aiuta molto a compiere quel percorso che è fatto appunto di
apprendimento della lingua italiana, di comprensione anche di una cultura che tante volte è molto diversa, nella ricerca del lavoro, nella ricostruzione appunto di un percorso che possa guardare al futuro. Il modello non prevede grossi centri, ma piccole ospitalità familiari, in case e appartamenti messi a disposizione da privati, associazioni e soprattutto parrocchie. I corridoi umanitari sono a costo zero per lo Stato, ma l'accoglienza è totalmente a carico appunto di chi accoglie, quindi è prendersi carico in pieno di chi arriva e quindi di chi prova a ricostruire insieme a chi l'ha accolto un futuro. A Sestri Levante c'erano anche alcuni testimoni, ragazzi fuggiti dalla Siria e dall'Eritrea. Alcuni sono a Genova da pochi giorni. I'm from Eritrea. I born in 1973 in Asmara. Medan viene da Asmara e racconta sta già frequentando il corso di italiano. Poi c'è Samir, siriano, con il sogno di diventare parrucchiere, una tradizione di famiglia ostacolata dalla guerra. Ora in Italia lo sta realizzando. Ero nel campo profughi di Lesbo, venuti 2 persone della comunità di Sant'Egidio, ho incontrato e siamo venuti qua. Tante storie di ospitalità e integrazione che funzionano e sono un arricchimento per chi arriva e per chi accoglie. E questo credo che sia anche un valore di profondo umanesimo, un valore cristiano che dovremmo diffondere molto di più. Il Papa celebrerà una messa per i migranti venerdì 6 luglio alle ore 11 nella Basilica Vaticana. La celebrazione sarà in diretta su Telepace 1 al canale 15. Veniamo sul territorio. Le dipendenti dell'asilo Merello di Zoagli oggi hanno presentato l'ingiunzione di pagamento per i crediti vantati nei confronti dell'ente, ingiunzione che porta al pignoramento dei beni e conseguente procedura di fallimento. A scriverlo Andrea Sanguinetti della CISL Tigullio Area Metropolitana. La cuoca e le maestre, di concerto con il sindacato, si legge nella nota, sono state costrette ad avviare la procedura poiché a distanza di mesi nulla è cambiato. Il Comune non finanzia l'asilo accusando l'attuale amministrazione di cattiva gestione. La presidenza della fondazione a sua volta respinge le accuse imputando alle scelte del sindaco il dissesto finanziario. La Regione Liguria, prosegue il comunicato della CISL, a sua volta non vuole intervenire perché sostiene che l'asilo non è pubblico. A nostro parere la Regione potrebbe invece intervenire in quanto l'asilo è una fondazione privata ma a controllo pubblico, poiché sia la presidenza sia il consiglio d'amministrazione sono nominati dal sindaco. Infine, conclude Andrea Sanguinetti, poiché tutte le parti in causa e i politici intervenuti nella vicenda si sono dichiarati contrari alla chiusura della struttura, chiediamo atti conseguenti e coerenti a questa volontà. Siamo all'informazione culturale, primo risultato concreto della collaborazione tra l'amministrazione di Lavagna e il Comitato Pro Lavagna, espressione di tutte le realtà economiche e commerciali della città. Stiamo parlando del potenziamento del servizio di informazioni turistiche aperto in Piazza della Libertà. È andato per noi Andrea Capitani. Primo bilancio positivo per il nuovo servizio di informazioni turistiche del Comune di Lavagna. Aperto dal 1 di giugno, in un mese ha gestito le richieste di informazioni di 531 italiani, 53 inglesi e decine di turisti tedeschi, francesi, olandesi, russi e spagnoli. A garantirne l'apertura 7 giorni su 7 fino al 31 di ottobre un'impiegata con esperienza specifica nel settore e conoscenza di inglese, francese e tedesco, scelta nell'ambito del piano Over 40 e che affiancherà il personale del comune garantendone un'apertura quotidiana. Un servizio potenziato rispetto agli anni scorsi grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale, il consorzio servizio marittimo del Tigullio e quello del centro storico di Lavagna, inserito nell'ambito del Comitato Pro Lavagna. Il turista, il frequentatore di Lavagna, ormai non sceglie più in base solamente ai costi, sceglie anche in base a una percezione di accoglienza e di bellezza. Diciamo, si potrebbe dire che la vacanza è un sogno e deve rimanere tale. È importante quindi avere le persone giuste, negli uffici giusti, che possano fare accoglienza senza fare errori anche banali di comunicazione. Il potenziamento dello sportello turistico è il primo traguardo di una collaborazione, quella tra il Comune e il Comitato che raccoglie tutte le realtà economiche e commerciali di Lavagna, che punta adesso all'implementazione di altri servizi. Abbiamo trovato grande disponibilità da parte della Commissione prefettizia, abbiamo trovato anche suggerimenti e idee che ci hanno aiutato nel proseguo delle nostre iniziative. Lo IAT, come dicevo, non è l'unica iniziativa, ci sono in ballo altre 2 cose, c'è gli hotspot wifi che dovrebbero andare a coprire tutto il territorio del Comune di Lavagna e anche una riqualificazione dei sentieri che andrà fatta ottenendo un finanziamento regionale creato allo scopo.
Ancora cultura, ma andiamo a Chiavari, ce ne parla dalla redazione Francesca Caporello. A te Francesca. Sì, grazie Maurizio. Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Presentato questa mattina il calendario degli eventi CIV, ci vediamo in centro a Chiavari. Il primo appuntamento è sabato 7 luglio con l'iniziativa Si saldi chi può. Saldi estivi con apertura dei negozi del Carrugio fino alle 23 e si prosegue martedì 13 e mercoledì 14 con la 60ª edizione dello Sbarassu, grandi sconti e grandi affari per gli amanti dello shopping e non solo. E infine venerdì 20 luglio si svolgerà la consueta grande abbuffata, la cena di mezza estate itinerante con musica e divertimento, quest'anno dedicata allo street food. Gli eventi, come ha affermato Giampaolo Roggero, presidente Ascom Chiavari, hanno lo scopo di attirare persone, mantenere vivo il centro storico e soprattutto aiutare i commercianti a risollevarsi dalla crisi economica attuale. Dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Bene, grazie Francesca, ne parleremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ora la linea alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le ultime novità. Prima pagina di Avvenire, duello sul lavoro. Il governo dice dignità, Confindustria risponde si perdono posti. Sull'azzardo soddisfatte le associazioni è un primo passo. Varato il decreto, Conte e Di Maio provano a ricucire con le imprese. Il sindacato approva sul divieto di pubblicità, no del calcio. 3 città italiane per un'Olimpiade, la corsa al 2026, Milano, Torino e Cortina sui giochi invernali. All'interno del quotidiano cattolico l'intervista al ministro Bussetti che racconta la sua scuola. Cambiamenti, non rivoluzioni. Parla il ministro, più autonomia, docenti valorizzati. E a fondopagina leggiamo questo articolo, diplomati magistrali, licenziamenti posticipati di 4 mesi. Adesso la prima pagina del secolo XIX, imprese all'attacco, Di Maio, abbasseremo il costo del lavoro, cresce la protesta contro il decreto dignità, ma Conte dice non siamo contro le aziende e Tria esclude la manovra correttiva. Maltempo al nord, mezzo nord sott'acqua, un morto, Moena, paura per i liguri in vacanza. E poi lo scontro sui migranti, Ventimiglia, l'Italia chiede chiarimenti e l'Austria vuole blindare il Brennero. La pagina del Levante, in primo piano, grazie ai volontari è stato riportato alla luce lo storico masso della Val Cichero. Siamo a San Colombano Certenoli, ai piedi del Monte Ramaceto, era accanto ad una fonte di cui indicava probabilmente le proprietà terapeutiche. All'interno le feste mariane, Rapallo e Chiavari, l'abbraccio a Maria e il saluto dell'arcivescovo di Genova, ieri presente a Rapallo. E poi la cronaca, la sorpresa, cinghiali uccisi in città, il record a Rapallo, il comune ha affidato l'incarico degli abbattimenti ad un agente della polizia municipale. La cronaca questa mattina, poco prima delle 7, a San Colombano Certenoli si è verificato un frontale tra 2 auto, alla guida rispettivamente un uomo e una donna di mezz'età. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i 2 feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Lutto a San Salvatore di Cogorno, è mancata infatti una persona molto conosciuta e amata dalla gente, Giovanni Lambruschini. Il 2 luglio scorso aveva compiuto 88 anni, si è spento all'ospedale di Rapallo. Per tanti anni è stato il sacrestano della Basilica dei Fieschi durante la guida di Don Marcello Botto. Ha voluto così bene alla parrocchia da servirla con tutto l'impegno possibile, mettendo ordine in chiesa, pulendo il sagrato, occupandosi del camposanto, dell'asilo e del parco parrocchiale, per non parlare del chiostro e di tutto quello che ruotava intorno alla vita della comunità. Una persona sempre disponibile, dicono molti, un'assenza che si farà sentire. Giovanni Lambruschini lascia 2 figli, oggi alle 19:45 il rosario in Basilica San Salvatore di Cogorno, domani il funerale alle 16 sempre in Basilica. Si conclude il telegiornale, ricordo alle 17 la diretta con il pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale a Chiavari, poi il telegiornale alle 19:15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.